Malo e guerra al rifiuto selvaggio. Record di 80 multe in 5 mesi. Il 60% dei furbetti sono cittadini non residenti nel comune maladense, che fanno i pendolari della pattumiera, conferendo i rifiuti in modo irregolare a ridosso delle isole ecologiche. Ma attenzione, la sanzione di 160 euro raddoppia e arriva a 320 euro per i non residenti a Malo. Attualmente nel comune di Mario ci sono 64 isole ecologiche, di cui 17 videosorvegliate. È intenzione dell'assessorato implementare 4 telecamere per contrastare i furbetti che vengono da fuori paese. Le multe da inizio anno sono circa 80, che vanno dagli 80 euro ai 480 euro. Insomma, verrà implementata la videosorveglianza passando da 17 a 21 telecamere. Il sistema funziona bene, i furbetti sono avvertiti. A Malo la lotta al rifiuto selvaggio non finisce qui.